Benvenuto a questa prima delle 3 serate in onore ai festeggiamenti della Madonna di Pompei. Ovviamente un ringraziamento particolare va a tutta la comunità, alla popolazione di Florinas, ma certamente anche al comitato organizzatore, perché con non pochi sacrifici ovviamente tutti gli anni riesce ad organizzare veramente una bella festa. Quindi tutti insieme un caloroso applauso al comitato organizzatore. Florinas da sempre viene considerata una tappa importante per la carriera di un cantautore o di un suonatore. Ebbene, questa sera abbiamo una rappresentanza di notevole prestigio, di 3 nomi di grande fama e di grande valore. Inizio da colui che arriva da più lontano geograficamente parlando, colui che ormai da un bel po' di anni, si può dire, si è costruito veramente una bella carriera e soprattutto è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante fra i cantadores. Signore e signori, a voi Franco De Sena. Un cognome, una garanzia. Anche lui, grande voce, originale, sempre garbato, ma sempre attento a rispettare quelli che sono i canoni del canto a chitarra. Di Chiaramonti, ma ormai è sassarese d'adozione, niente da fare. Di Chiaramonti, Gianni De Nanni. Il terzo cantatore, certamente quello che ha fatto della tecnica e della melodia sicuramente il suo cavallo di battaglia. Da Sassari, Antonio Porcu. I puristi del canto a chitarra, soprattutto qui a Florinas, certamente non gradiscono la presenza di questo strumento, ma certamente quando vi è un maestro a suonarlo, allora tutto cambia. Lui arriva da una zona geografica della Sardegna che ha dato i natali sicuramente ai più bravi fra i fisarmonicisti accompagnatori del canto a chitarra e sicuramente ha preso le doti migliori. Vi chiedo un applauso per Giansilvio Pinna. Giuseppe Murru, che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto e vi augura di passare veramente una bella serata in nostra compagnia. Ancora un grazie a tutti quanti e volevo anche ringraziare, perché in genere si fa alla fine, no? Ma a me piace invece ringraziarlo all'inizio perché ho già la garanzia che il lavoro andrà veramente perfetto. Tonietto Salis all'amplificazione. Chiaro che iniziamo con il bellissimo e amatissimo Canto il Re, prima voce Gianni De Nanni. Buon divertimento. No, si vuole là, se è possibile ha fatto doppiato te. Un contante, doppiato. Bene.